Guardi, è la stessa cosa che abbiamo detto qualche giorno fa nello Stadio Olimpico di Roma in occasione degli Europei di atletica. Sono sport e attività che possono avvicinare i giovani a determinati valori che piano piano si stanno perdendo, forse è il caso di ricordare loro. Sta a noi dare a questi ragazzi la possibilità di pensare, riflettere a determinati valori che sono dei valori fondanti per la nostra libertà. Ecco, oggi noi siamo qui a ricordare una persona, un eroe, un mito, veramente per l'aeronautica militare, che ha donato la sua vita e ha rinunciato ai suoi affetti per assicurare questi valori. E quindi ritengo che sia giusto ringraziarlo in maniera simbolica a nome di tutta quanta l'aeronautica militare, sia lui e tutti quelli che hanno perso la vita, perché hanno consentito a questi ragazzi di poter vivere la loro vita in piena serenità. E quindi io chiedo ai ragazzi di fare la stessa cosa, chiedo ai ragazzi di meditare un attimo, riflettere di tutti questi valori che queste persone che hanno perso la loro vita hanno donato loro. E quindi è il messaggio più bello che si può dare in occasione di una ricorrenza come quella della morte dell'Asso degli Assi.